Camminare da soli lungo una strada buia che assomiglia a un corridoio senza porte di lato e senza luce in fondo è un'esperienza devastante. Non è facile vivere una vita di normalità per coloro che sono vittime di fragilità fisiche, psicologiche, familiari, relazionali. L'esistenza di questi ragazzi e di questi uomini e donne rischia di essere sopraffatta da un sentimento subdolo che logora, che angoscia, che emargina: la solitudine. È per questo che percorsi di formazione, di socializzazione, di riabilitazione, di orientamento al lavoro o di reinserimento sono gli antidoti naturali e più efficaci per ridare speranza, stimoli, dignità alla persona e alla sua famiglia. I bisogni, le fragilità delle persone, della società, delle comunità sono aumentati in modo esponenziale. Le risorse pubbliche stanno diminuendo in modo inesorabile. La cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto è una cooperativa sociale nata dai familiari delle persone con disabilità. Si occupa della gestione di centri diurni, per cui attività educativo-assistenziali e inclusive per persone con disabilità, circa un'ottantina di persone, e poi dal 2006 in avanti si occupa anche di percorsi di inserimento lavorativo per le stesse persone disabili, ma anche per persone svantaggiate del territorio. Nel concreto, oltre ai 3 centri diurni e l'attività di trasporto annessa, le attività di tempo libero e di assistenza domiciliare, gestiamo un progetto di agricoltura sociale che poi ha dato il nome anche alla cooperativa, si chiama Terra Fertile, che ha la finalità di produrre ortaggi biologici, di venderli nella nostra bottega bio, per cui gestiamo anche una bottega biologica, di produrre piante officinali e di venderle nella nostra erboristeria a Serravalle, per cui abbiamo 2 negozi, due attività commerciali in ambito cittadino. E poi abbiamo la gestione del Museo del Bacco da Seta, qui alle Filande, e persone che normalmente sono emarginate e sono un po' a margine della società, quando hanno un'opportunità di sentirsi utili e di avere un senso, diciamo, nel proprio operato per la comunità, è straordinario. E grazie a persone come Massimo, Stefania, Francesco, Patrizia, Dario, Romina e tanti altri che abbiamo incontrato nella visita di I Like BCC alla cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto, che si concretizza nel territorio un nuovo modello di percorso verso un più diffuso benessere e qualità della vita delle comunità. Il bando Cooperativamente della BCC Banca della Marca costituisce un ottimo progetto e una grande occasione. Cooperativamente nasce da un progetto di Banca della Marca per legare il territorio, è un contenitore di socialità con cui noi leghiamo il territorio su delle tematiche vicine a quello che è il vivere, il nostro territorio, la nostra economia e il nostro benessere. Le principali novità riguardano proprio i giovani, riguardano il malessere dei giovani, quindi c'è una maggiore attenzione a curare degli aspetti, delle difficoltà che hanno i giovani ad approcciarsi alla realtà. Io credo che tante apparecchiature così, che sono ormai all'interno del nostro modo di vivere quotidiano, diano il senso del distacco tra le persone, e lì ci sono dei bandi che sono stati colti proprio per dei progetti legati al riavvicinamento, alla relazione, quindi viso a viso con le persone, perché stiamo perdendo purtroppo, grazie alle apparecchiature elettroniche che ci portiamo appresso, proprio quella sensibilità e quel concetto di prossimità. Noi vogliamo una prossimità che non sia legata solamente al telefonino, ma che sia legata a una prossimità alla persona. Banca della Marca ha istituito questo bando per aiutare appunto il territorio a sviluppare delle sinergie, ma anche dei progetti sociali. Ci siamo messi insieme all'interno della Conf Cooperativa con altre 5 realtà e abbiamo costituito un gruppo che intende realizzare un portale di
turismo responsabile che sappia valorizzare le nostre peculiarità anche in ambito turistico, ma soprattutto che ci permetta di sviluppare una rete anche con altri soggetti del territorio per sviluppare nuovi legami di reciprocità anche in ambito economico, ma anche e soprattutto in ambito sociale.